dopo tanto, 10 giorni forse, dai, riprendo a registrare vlog. Stiamo facendo un po' di benzina perché non era proprio al massimo. E stiamo andando giù per Treviso e poi faremo una tappa a Jesolo, così, una scampata di un'oretta a Jesolo e poi torneremo a casa, probabilmente un'oretta, non lo so, siamo stanchi tutti e due dal lavoro, quindi tutto questo dopo lavoro. A dopo. E fu così che andò nella fontana. Ecco, adesso gelatino, post cena, andando verso il mare. Ci sta benissimo, molto. Siamo andati alla nostra solita gelateria, l'Orso Polare. Però notavo che c'è poca gente. Forse è l'orario, sono tutti a cena. Ma io mi ricordavo più gente anche a quest'ora. Bene, buon gelato a noi, buona passeggiatina, buon rientro a casa, che torneremo tardi. Il sole sarebbe ancora alto se solo non fosse tutto velato, nuvoloso. Vado al mare. Sto sciogliendo il gelato. Mi tocca berlo tra un po'. Se sul serio devo berlo. Buono. Bello. Lui è appena partito da Venezia. Ecco qua, il giorno dopo, sono appena arrivata a casa dal lavoro. Ho fatto una scoperta brutta, triste. Purtroppo, forse qualche animaletto, qualcuno, ha preso un uovo o è caduto e qualche animaletto l'ha mangiato, l'ha aperto, non lo so. Fatto sta che c'è l'ovetto e non so se ce ne siano altri lassù nel nido, perché non posso andare a vedere. Col drone potrei, ma oggi c'è troppo vento, quindi non azzardo neanche a alzarlo in volo. Non riesco a vedere su. Ecco qua. Qua c'è l'ovetto aperto e qua c'è l'uovo, cioè all'interno, che ormai è secco perché ha preso anche il sole. Pepe, hai visto? Quello è un ovetto, tu non puoi prenderlo. Adesso puliamo, sai? Dai, vai dentro, vai dentro che devo prima pulire il poggiolo, poi ti faccio starti fuori. No, vai. Cioè, è da qualche giorno che ha il raffreddore, tipo. No, il raffreddore no, starnutisce. Forse è un po' di allergia a qualcosa. Sia lui che Pipo hanno un po' di starnuti vari ed eventuali. Vero, Mimì? Qua c'è un pelo, cioè perde un casino di pelo sto gatto, sia lui che quell'altro. No, anche stamattina era pieno. Ho passato l'aspirapolvere perfino stamattina. Cioè, no, è un disastro. Adesso mi pare che non ce ne sia tantissimo in giro, però. Va bene. Adesso la pappa ce l'hai? Sì. Boh, mangia quella. Adesso io procedo a sistemare la casa prima di farla mangiare. Comunque che bello ieri al mare. È stata proprio una toccata e fuga, cioè veramente flash.
al mare così. Cioè, in tutte le ferie non sono stata al mare. Ci sono andata ieri pomeriggio, cioè mio papà tornerà a casa oggi dall'ospedale che ha fatto un'operazione, sempre per via del cuore, quindi ha fatto un'operazione e niente, è stato operato l'altro ieri e oggi torna a casa. In teoria dovrebbe tornare a casa e quindi si è andato tutto bene. E quindi andrò su poi dai miei più tardi, verso sera come al solito. E devo andare a controllare l'orto perché l'altro ieri sera avevo dato acqua bella abbondante, considerando poi che non sarei stata a casa il giorno dopo, quindi ieri. E quindi oggi devo assolutamente andare in orto a dare acqua perché sicuramente la roba avrà bisogno di acqua. Ma sicuramente. Sembra che non abbiano mai visto quella copertina di Pile. Dai. Eh no, non sono mica normali. Pipo. Eh sì. L'ho messa lì perché Pepe si mette sempre lì a dormire. È pulita, è profumata. Che pauroso. No, no. Pepe. Mimì. Vai, Mimì. Cos'è quella copertina lì? Guarda. Oh. Guarda. Guarda. Cos'è quella lì? Domani mattina la trovo per terra di sicuro. Nuovo acquisto. Domani ve la faccio vedere meglio. E sono a casa da una mezz'oretta neanche. Oggi sono arrivata tardi a casa perché mi sono fermata al lavoro. Ho fatto la pausa pranzo, poi ho ripreso, poi ho staccato. E niente, quindi sono arrivata tardi. Franz è a fare il corso antincendio, quindi niente. Pensava di avere oggi l'esame, invece no. Il teorico, invece no, ce l'avrà un altro giorno. Il teorico e il pratico avrà. Quindi se passerà il teorico farà il pratico, se no no. Comunque c'è tantissima roba da sapere, cose che è anche difficile ricordarsi sinceramente se non si è nel del mestiere, insomma. Comunque deve farlo e quindi niente, deve farlo. Niente, stavo pulendo ma si è scaricato l'aspirapolvere, stavo pulendo il divano ma va bene, rimane così. Adesso passo l'aspirapolvere, l'aspira e lava, tanto è caldissimo fuori quindi si asciuga in un nanosecondo il pavimento. Comunque ieri sera avevo fatto vedere quella centralina meteo, è del Lidl e l'ha presa Franz poco tempo fa perché c'era ancora, era un rimasuglio. Però l'ha presa perché sapeva che io ne volevo una nuova perché quella vecchia l'avevo buttata. E devo dirvi che non mi dispiace. È carina, segna 35 gradi e 7 di fuori. Però è leggermente al sole il sensore. Ho messo all'ombra, ma adesso forse ha un pelo di sole. Eh sì, infatti ha un po' di sole. In ogni caso sono più di 30 gradi. Cioè, dentro al lavoro segnava il termometro che è esposto, cioè sulla parete a nord non ha sole, segnava 35-36 gradi. Adesso non saranno 36, ma un 34 secondo me sono tutti. Fa caldo. Fa caldo anche qua in montagna. Sapete che a me piace tantissimo questo caldo, cioè io lo adoro. Sicuramente viverci non è bello, ma averlo ogni tanto è piacevole, insomma. E da domani cambierà già la temperatura, cambierà già il meteo, quindi se proprio 2 giorni, 3 di caldo così e poi basta. Questa è l'estate in montagna, che è un'estate che a me non piace tanto. Vi faccio vedere la centralina meteo, se non mi dimentico. C'è questo schermino quadrato, vedete? Sì, dietro ci sono tutti i tasti per i vari comandi. E niente, sì, oggi che sto registrando è il 22 giugno. Vi ricordo che tutti i miei video escono 1 o 2 settimane dopo, perché devo avere il tempo di fare anche l'editing.
E niente, questa è la centralina, qui c'è il meteo, quindi nelle prossime ore sono previste nuvole, infatti questo qua ha la faccina non molto contenta. Questa parte qua non l'ho ancora capita, dovrei guardare un attimo le istruzioni, comunque vabbè, i soliti dati, l'alba al tramonto, questa è la temperatura esterna, questa interna e questa è l'umidità. Oggi con questo caldo ho un po' male alla gamba, qua, questa zona qua, che purtroppo sapete che ho problemi di circolazione e si vede. Questa è una trombosi superficiale, insomma. Non dovrei stare così, dovrei stare con le calze. Ditemi com'è possibile stare con le calze a compressione con questo caldo, cioè non è possibile. Si fa perché chi lo deve fare per forza lo fa, però è proprio difficile. Niente, dai, adesso mi metto a pulire che è ora passata. C'è di buono che stamattina prima di andare al lavoro ero riuscita a fare il letto e a arieggiare la stanza, che comunque poi ho lasciato le finestre un po' aperte, quindi la stanza è bella arieggiata perché è tutto il giorno che è aperta praticamente. Quindi comunque neanche in inverno con il fuoco arriviamo ad avere 25 gradi in casa,